Voltiamo pagina, si è tenuta a Sacile la 48esima edizione della Festa della Patria dal Friul. La città è un luogo simbolo, lì fu promulgato l'antico codice del diritto friulano voluto dal patriarca Marquardo. La cerimonia religiosa e civile ha ricordato i 948 anni dalla costituzione dello Stato patriarcale friulano. L'intera cerimonia è stata trasmessa in diretta questa mattina da Telefriuli. Con il tradizionale alzabandiera della bandiera del Friuli è partita ufficialmente la 48esima edizione della Fiesta de Patria del Friul, quest'anno da Sacile, dove fu promulgata la Costituzione della Patria del Friuli l'8 novembre 1366. Alla chiesa di San Ulderico questa mattina si è celebrata la Santa Messa, mentre al Teatro Rufo si sono tenute le celebrazioni civili con il tradizionale scambio della bandiera tra il sindaco del comune che ha ospitato la manifestazione l'anno precedente, Tarcento, e quello ospitante Sacile. Siamo particolarmente orgogliosi di questa situazione, di questa iniziativa. La fase preparatoria è stata impegnativa, ma ha visto coinvolgere davvero tante persone. Un ringraziamento speciale all'Agenzia regionale, ad Arlef, che ha condotto la preparazione in modo esemplare. Naturalmente noi abbiamo dato del nostro meglio, abbiamo messo tutte le nostre energie, naturalmente con gli uffici comunali, con le associazioni, con i gruppi locali, per far sì che di dare massima risalto, massima visibilità e massimo valore all'iniziativa che ci vede davvero tutti coinvolti. Sì, questo passaggio di testimone così importante fa sì che si rinsaldi l'unione all'interno della nostra comunità friulana, quindi una cittadina appartenente all'ex provincia di Udine che passa il testimone a una cittadina appartenente all'area pordenonese, però in realtà il Friuli è unico e comprende soprattutto, direi, anche zone che solitamente non vengono in mente quando si parla di Friuli, ma che sono fortemente friulane, si sentono fortemente friulane, come i comuni del mandamento di Portoguaro, no? Il mandamento di Puart, che alten veramente alla nostra identità, un'identità unica che viene vissuta in questi comuni continuamente, direi in tutto l'anno ci sono eventi e sono eventi di grande qualità e di grande partecipazione.